Il terremoto disegnato in 4 fasi, dal racconto di chi c'è stato alla memoria che deve servire da monito per le nuove generazioni, nel mezzo la ricostruzione, così Magnano in Riviera celebra con un bel murale il 50° anniversario del terremoto del Friuli. La persona anziana che ha vissuto il terremoto oppure che è venuta qua ad aiutarci nel periodo del terremoto, che racconta questa storia al bambino di oggi. Questa storia che inizia con un dramma, con la sera del 6 maggio, con la disperazione, con la desolazione, con le vittime, con il lutto, per poi un po' alla volta le macerie, sì, però le persone che ci danno una mano, che vengono a darci una mano, ricordiamo veramente da ogni dove, da tutte le parti del mondo, fino sempre con gli occhi del bambino, vedere un po' alla volta che il Friuli rinasce. Carlo Michelizza, prima cittadina del comune colpito dal terremoto 50 anni fa, sa bene quanto quest'ultimo passaggio sia importante, lui che non ha più visto alcuni suoi amici dall'oggi al domani. Uno dei miei ricordi più tristi e dolorosi, il fatto che io abbia giocato quel maledetto giovedì a calcio in compagnia dei miei compagni di classe, e l'indomani 2 miei compagni di classe, Marco e Luca, purtroppo sono rimasti sotto le macerie e sono morti. Io avevo 9 anni, ero in quarta elementare, mi ricordo ancora questo giovedì caldissimo, la scuola, il doposcuola, l'allenamento al calcio, il giocare con gli amici, e l'indomani non avere più questi compagni di classe. Un bilancio in termini di vite perse pesante per Magnano in Riviera, tra cui quella che fa male ancora oggi, quella del piccolo Giorgio, di nemmeno 3 anni. Magnano, ricordo, 39 vittime su 2250 abitanti, sta a significare proprio quanta desolazione, quanta tristezza e quanto lutto c'era in quei giorni. Io lo ricordo sempre, tantissimi giovani, il più piccolo me lo ricordo ancora, Giorgio, neanche 3 anni. Una tragedia che tanti altri hanno vissuto, anche uno di voi affezionati telespettatori da casa, nel vero significato di un popolo unito e intrecciato nelle sue storie. Ci scrive questo telespettatore: mio papà fu proprio quel militare che estrasse il piccolo Giorgio di 3 anni a Magnano. Fino alla sua morte ricordava quel bimbo. Ecco, la mamma e il nonno sono veramente, ci vengono i brividi a ricordare quelle storie.